Non molto lontano da qui Carmen Consoli, in questo periodo peraltro protagonista dello Special One che ogni mattina Elia propina all'interno della sua trasmissione. Abbiamo questo inquietante squillo telefonico che annuncia che abbiamo qualcuno in linea, a cui dico buongiorno. Pronto, signor Castiglia? Abbiamo un problema nel cantiere, pronto? Sì, pronto, ascolti, io non sono il signor Castiglia, sono quello di ieri, Fabio. Una B? Sì, sempre con una B. Un momento, Soiano, c'era sotto a lei a Fabio con una B? C'era sotto. Lo so, però guardi, io giuro, è scritto Fabio. Sì, signor Castiglia, me lo può passare che ci dobbiamo chiedere una cosa importante. Allora, ascolti, il signor Castiglia in questo momento, proprio in questo momento, lo vedo perché qui di fronte a me, indaffarato, e al telefono sta parlando col suo impresario perché è nato un piccolo problema per una esibizione della prossima settimana. C'è un problema rosso, sì. Quale piccolo? Sì. Poi noi abbiamo a Filippo Terremoto. Sì, Filippo Terremoto. So come la testa chiudura da subito. Certo. Usamo per poco no. Tipo ariete. Uomo. Come un ariete lo utilizzate. No, vabbè, lasci perdere, vabbè. Basta, Uzzoiano, c'è adesso un coppo su vecchio. Sì. Che sfonnaure da banna. Ora c'è la testa che ne esce da fuori, non c'è tiro. Stiamo a fare. Ascolti, io non ho il coraggio di dire una cosa del genere, perché si figuri che ieri non ho detto il problema di quello starnuto lì, che cosa è accaduto. Oggi si figuri se adesso io chiamo Castiglia, che è in pensiero per voi che siete lì a casa sua a lavorare, e gli dico che hanno picuniato. Cos'è che avete fatto? Se come noi. Sì, se allora, ce lo dico in italiano. Ce lo dice in italiano. Se come. Se come? Se come noi facciamo la pecuniatura del muro. Cioè, sì, vabbè. La facciamo con Filippo Terremoto. Cioè, lo utilizzate. Perché aveva la testa chiudura da subito. E quindi lo utilizzate a mo' di subbia, a mo' di scalpello, per intenderci. Esatto. Oh, Uzzoiano ha esagerato no coppo, gli sfondava la testa da banna. E attualmente c'è la testa di Filippo Terremoto che esce d'oggettino. Ora qua le cose sono due. Poi ci facciamo una finestra dopo. O passare nunca sentire da Filippo ha saccato un numero tutta la vita. No. A me non mi interessa, basta che ci non a mangiare una vuoto giorno. Però c'è un altro problema. Quale? Come la testa ne esce da fuori, ce la possiamo fare una tattoia che tu russo quando io per me non si bagna, no? Ascolti però, io sempre non so il suo nome, lei ieri non si è voluto presentare. Non ha importazione, vabbè. Però lei si metta un po' nei miei panni. Cioè, io devo. Onestamente io mi schifio un poco. La ringrazio. Il suo panni. Va bene. Va bene, però provi un attimino a calarsi nel mio personaggio, ecco. Magari dopo mi pare che era difficile. Ma io un nome con Fabio, con la B, non l'hai andato mai. Allora, per un attimo faccia finta di essere me. Ecco. Io devo andare da Castiglia adesso, no? E gli devo dare questa notizia durante la trasmissione radiofonica che dobbiamo portare avanti sino alle 2. Sì, ma noi dobbiamo controllare. Io l'ho capito, ma anche io devo. Non è che si può fermare. Senta, ma anche. Facciamo mazza, che furria, non è che possiamo stare a casa, che spaddiamo corrente, acqua. Anche perché non la paga lei, guardi. Se non gasta stavo, sai, io è il nostro cliente che paga. Ma altre cose, ci ho chiesto all'architetto, ci ho detto, architetto, lei che ne pensa? Cosa che mi rispondevo? Cosa le ha risposto? Cosa le ha risposto? Non sai che mi si è incazzato. Io si è deato, l'ha detto, l'ho visto un butto su vecchio, si è deato. Perché ha pensato che quando appare la testa sono un po' forte. Ora sto muro non tiene, e se poi sotto se ne cala la casa. No, per carità, per carità. E se poi sotto se ne cala la casa. No, perché. Ma poi è responsabilità della sua. Lo sapevo io che alla fine finiva che la responsabilità fosse la mia. Attenzione, ma neanche a me, si figuri. Io qui sono alla radio, sto lavorando sino alle 2 e non voglio sapere niente. Sto lavorando. La radio. Non c'è da faccia per non offendere, va bene? Beh, effettivamente lei che lavora in un cantiere. Caro uomo, la vita, gli è bene chiesto, gli dice che sta Soiano, c'è Fabio con 2 B, sì. Una B come una, c'è scritto, Fabio con una B. Con una, è scritto con una. Che sta dicendo che lui travaglia. A tempo che si sta imponendo che saccio una cantarella di cucina, a tempo che sta chiamando blocco primo piano. No, per carità, a tempo che sta piano non era parete a testa. Senta, ascolti, se è possibile io vorrei rimandare questa discussione dopo le 2. Io giusto per tranquillizzarmi, però, mi fa sentire un po' la voce di Filippo Terremoto. Filippo Terremoto, gli ha saccato un muro.
può parare, perché Mamma mia. come facciamo ora? Non lo so, guardi. Va bene, che facciamo più tardi? A me interessa poco, guarda, mi creda. Io anzi, quando torna a Castiglia non gli dico nulla, mi creda. Perché... Allora andiamo più tardi. Ma guardi, ma può fare quello che vuole, a me non interessa. Cioè, ma in ogni caso non chiami qui alla radio, non se la prenda mai. Chiami Castiglia, chiami qualcun altro, ma non chiami me alla Ma radio. non travaglia dopo Castiglia. Sì, vabbè, ma io in questo momento tutto. Ma non è una questione di. Ma scusi, ma a me cosa interessa dei lavori di Castiglia e dei problemi che. Ma a me non interessa, mica è casa mia. Cioè, capito? Andiamo avanti, con gente come lei. Ma no, ma che c'entra? Ma vabbè, va, d'accordo. Io cercherò di fare il possibile. Magari glielo dico con un po' di calma. Prima lo calmo, lo rassereno e poi gli dico una cosa del genere. Almeno per quando facciamo stare tranquillo a Filippo Terremoto, ce la può mettere la sua canzone preferita. Qual è la sua canzone preferita? Quella dei Camaleonti. Ah, quella dei chiediamo. Ah, ho capito. Noi la cantiamo quando facciamo il teatro. E perché ti amo? Ho capito. Diciamo che automaticamente non lo so. Va bene. Certo, come no. Guardi, ce l'ho. Venare alla mia giacca appena chiusa, ne dire meno la tua porta. Cioè, la sa tutta anche lei? Certo. Ecco, io l'ho già messa in sottofondo. Alzi il volume del radione e lo faccia sentire. Io regalo a Filippo Terremoto. Ok. Grazie. Prego di niente, la saluto. Dolce aria da incoscienza.